Ben arrivati a tutti, grazie al dottor Seccia che è qui con noi stasera, procuratore della Repubblica di Fermo, grazie al professor Lorenzo Amat che proporrà alcune domande al dottor Seccia e grazie a tutti voi che siete qui. Prima di iniziare vorrei come sempre, come l'altra volta e come anche la volta successiva che farò il 24 gennaio, presentare rapidamente il problema che secondo noi è un problema, quello della riforma della seconda parte della Costituzione, titolo 1, 2, 3 e 5, che stanno portando avanti, adesso si spera con minore determinazione, e noi ci opponiamo a queste modifiche che sono sul tappeto. L'abbiamo scritto all'onorevole Letta. Abbiamo scritto come gli articoli della Costituzione siano disattesi e purtroppo, e dico purtroppo perché non c'è soddisfazione alcuna, abbiamo avuto ragione 2 giorni fa. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della legge elettorale che da oltre 2800 giorni abbiamo nella parte che prevede il premio di maggioranza e nella parte che noi avevamo sottolineato che vengono disattesi 2 articoli della Costituzione laddove c'è scritto che l'elezione è a suffragio universale diretto. Bastava semplicemente leggere e applicare il diretto per sapere che diretto non è stato in tutti questi anni, in quanto è stato assolutamente mediato dalle segreterie dei partiti e da 5 persone che di fatto hanno inserito nelle liste le persone in determinate posizioni, facendo sì che fossero elette piuttosto che escluse. Ecco, noi abbiamo chiesto nella lettera che chiunque può spedire, e se la volete modificare potete tranquillamente farlo, di concentrarsi su altre cose molto più urgenti, quelle che noi abbiamo scritto nella lettera, che modificare i quasi 70 articoli della Costituzione. Per cui, come l'altra volta, noi ci assumiamo la nostra responsabilità e diciamo che questa modifica non la condividiamo in alcun modo. Coloro che avessero anche stasera la possibilità di appendere, io li chiamerei qui e vengono ad appendere la raccomandata, la ricevuta dalla loro raccomandata. Carta Ulvio, carta Valentina, carta Elisa, Bonoris, Isanna. Persone Antonio Gentile Flavia. Mauro Michelizza. Io appendo per conto di Arrigo Sgoifo di San Daniele. E grazie a tutti voi, coloro che volessero farlo ancora potranno farlo nelle prossime settimane e appenderlo all'albero della Costituzione il 24 gennaio, quando sarà nostro gradito ospite il procuratore della Repubblica di Lodi, dottor Vincenzo Russo. Grazie e buon lavoro. Buonasera. Dunque, questa sera è con noi il Domenico Seccia. Procuratore della Repubblica di Fermo attualmente. Chi è Domenico Seccia, o meglio Mimmo Seccia? Ce lo dice Raffaele Cantone nella prefazione al libro La mafia sociale, dove dice: l'incontro a Foggia fu interessantissimo e molto partecipato, e conoscendolo di persona ebbi conferma dell'idea che mi ero fatto di Mimmo Seccia, un pubblico ministero scrupoloso e dedito al lavoro, schivo e poco interessato alla visibilità mediatica,
ma che aveva compreso a fondo la lezione che ci avevano lasciato Falcone e Borsellino, e cioè che le mafie possono essere battute sì con repressione giudiziaria, ma anche e soprattutto con il coinvolgimento dei cittadini a cui bisogna far sapere. Quindi la prima condizione per combattere la mafia, come sostiene e condivido per quanto posso e per quanto conta, la prima condizione per combattere la mafia è la conoscenza. E lo stesso testo, lo stesso volume, a pagina 183, conclude con una paginetta densa che si chiama Sapere, che dice: la giustizia è sempre più percepita come qualcosa che non riguarda il singolo, il cittadino, ma giudici, avvocati, professionisti, e al massimo che si fa? Si chiama un'ambulanza col telefonino. E poi salto altre cose: quando per la coscienza ci sarà il tempo del risveglio e del riscatto. E allora chiederei al magistrato Seccia, che è qui questa sera per diffondere la conoscenza della mafia del Gargano. Io confesso che della mafia del Gargano, terra splendida che ho conosciuto più di 40 anni fa, non sapevo nulla, e di lui ancora meno, ma perché è riservato, non perché, spero, sia solo un mio limite. La conoscenza. Che cosa pensa di dover, poter, o che sia opportuno diffondere della conoscenza della mafia gargana? Quindi grazie per questo invito, saluto San Daniele e i componenti dell'Associazione per la Costituzione, per questo invito fatto ad un magistrato del Sud, che ha lavorato sostanzialmente nel Sud, e il Sud è una terra di mafia purtroppo. Per cui ho conosciuto questo fenomeno quando mi sono insediato nella direzione distrettuale antimafia di Bari nel 2003, e dovendo fronteggiare il compito a cui ero designato, un team di mafie tra le più potenti del settore, quella barese, quella foggiana e quella soprattutto garganica. Io ricordo il giorno in cui mi insediai, mi chiamò il mio procuratore e disse: guarda Mimmo, io ho scelto te per l'attribuzione dei procedimenti concernenti la mafia garganica, che non era ancora riconosciuta, non era ancora riconosciuta a livello giurisprudenziale. C'erano state moltissime sentenze nel corso dei tempi che quasi sempre si erano concluse con l'assoluzione degli imputati, ma mai per il riconoscimento giudiziario della mafia. E il riconoscimento giudiziario delle associazioni mafiose è il target di riconoscimento, è la identità giudiziaria, che significa anche riconoscerli socialmente, ma questo poi è un altro discorso che magari, se volete, facciamo successivamente, per uno dei fenomeni più crudeli, violenti, stragisti. Dovete sapere che nel corso del tempo, da quando è nata sino a quando è stata riconosciuta, questa mafia è nata nel 1978 all'incirca, anche se la geografia giudiziaria non ci dà una data specifica in cui questa mafia è nata, ci sono state 151 uccisioni, sono tante, è una mattanza. Disse: te ne devi occupare, perché quando parliamo di queste mafie tutti voltano le spalle. Era un'assunzione di responsabilità, non ce n'era forse nemmeno bisogno. Io sono un servitore dello Stato e vado dove lo Stato mi chiama, e noi lavoriamo. Ricordo che la prima tappa fu quella di prendere io e il finanziere che mi era accanto e che mi ha accompagnato per il corso di queste belle investigazioni che hanno caratterizzato la mia esistenza, e che consentiti, mi hanno fatto anche progredire nella lotta alla mafia. Abbiamo attaccato al muro questa piantina territoriale, proprio per capire i territori quali erano gli snodi di cui dovevamo occuparci.
È un'immagine che rimarrà scolpita dentro di me, perché è il punto di partenza non di questa lotta, perché la lotta alla mafia non è tale. Noi in quanto giudici, in quanto magistrati, in quanto servitori dello Stato abbiamo l'onere, il compito, il dovere e l'obbligo giudiziario, giuridico, di dover fronteggiare questi fenomeni. Però alla fine nel 2011 c'è stato finalmente il riconoscimento, dopo 8 anni di lotte serrate, c'è stato il riconoscimento giudiziario, il target dato nei confronti di questa mafia. E guardate che ottenere il riconoscimento giudiziario da parte della Suprema Corte dopo tanti anni di sacrifici, dopo aver scoperto 18 omicidi, aver condannato all'ergastolo 23 persone, che sono cifre da paura, sono cifre che nemmeno l'ultima Palermo giudiziaria ha, per dare proprio un metodo di confronto, ma per dargli soprattutto l'imponenza del fenomeno. 22 omicidi sono tanti. Significa che 22 famiglie stanno ancora piangendo i loro defunti. E soprattutto portare all'attenzione giudiziaria di magistrati per i quali fino allora non c'era una adeguata sensibilità giudiziaria ad affrontare il fenomeno. Imperava allora quella che io ho definito sempre la logica, che purtroppo c'è stata anche nella considerazione giudiziaria primigenia, originaria di questo fenomeno, quello di dire vabbè, tanto si ammazzano tra loro, che è una logica di esclusione che non fa bene a nessuno, che non aiuta nella crescita e nella sensibilità nell'affrontare questo fenomeno. Il riconoscimento giudiziario effettuato con una storica sentenza del 2011, già anticipata però da parte di alcune corti baresi sul punto, che diceva no, esiste, fa male e fa stragi, è stato il punto più alto da svolta. Ma questo purtroppo non basta. Il riconoscimento giudiziario è un riconoscimento che ci facciamo noi tra iniziati al fenomeno, tra gli attori e i protagonisti del processo penale. Se ne parliamo tra di noi, ne parliamo sempre, non aiutiamo la crescita e la sensibilità del cittadino. Per cui occorreva dar luogo ad un qualcosa che desse la conoscibilità del fenomeno. Il fenomeno si affronta se lo si conosce. Questo non doveva rimanere un fenomeno di mafia regionale, territoriale, standardizzato soltanto ai cittadini di quel territorio. Ma occorreva dire alla gente: guardate che questa è anche un profilo della globalità delle mafie. Chi vi parla di mafia sbaglia, non possiamo più parlare della mafia, dobbiamo parlare delle mafie che compongono la mafia. Se non partiamo da questo non riusciamo a capire perché questi fenomeni hanno una portata nazionale, perché esportano i loro crimini. Ho detto stamattina ai ragazzi, e lo ripeto ancora qui, nessuno si deve sentire sicuro, non ci sono più isole protette, perché questi signori che infettano i propri territori, perché appartengono a mafie di territorio, sono mafie di paese. La mafia del Gargano è una mafia di paese, guardate che anche la mafia palermitana era una mafia di paese, era la mafia dei corleonesi, allevatori ed agricoltori. Nella mafia garganica ci sono allevatori ed agricoltori che si sono straziati, che si sono uccisi per circa 33 anni, ci sono avuti 33 anni per riconoscere questa mafia. E perché un ministro degli interni, allora Maroni, dicesse questa è una delle mafie più stragiste che esistano in Italia, lo disse a Manfredonia, nella culla del Gargano. Per noi fu un grande empito di solidarietà, perché finalmente le sfere istituzionali riconoscevano formalmente, quasi come se fosse la fine di un protocollo operativo, per cui ci eravamo battuti per 8 anni, diceva che finalmente questa mafia esisteva. E dopo è sopraggiunta la sentenza della Corte di Cassazione. Non si deve correre per questa isola felice il pericolo di specchiarsi come fece Narciso, no? nelle acque del fiume, è per dire come siamo belli. No, non siamo belli, ci sta sempre attenti, dobbiamo sempre fare in modo che si alzi il livello di guardia, perché, ripeto, questi sono crimini di esportazione. La criminalità organizzata, quando diventa potente, quando oramai ha deciso di investire maggiormente le proprie ricchezze, ha un controllo globale e assoluto del territorio, come c'è stato per quelle terre, come c'è oggi a Foggia. Foggia oggi è un'enclave di mafia. Molta parte del Gargano oggi sono enclavi di mafia, di Este in mano alla mafia. Città bellissima,
turisticamente valida, però è in mano alla mafia purtroppo. Per cui il problema è quello di alzare il livello di guardia, quello di garantire il massimo rispetto della legalità, che è l'antitesi della mafia. Interrompo un attimo solo per provare a fare un salto in avanti. Il secondo volume che pubblica Mimmo Seccia è intitolato La mafia sociale e l'aggettivo è sì, è questo, è la mafia sociale. Ma questo volume avevo aperto una pagina nel precedente che anticipava, a mio modo di vedere, lo sviluppo, nel senso che già nel precedente, dove Mimmo Seccia parla titola il libro La mafia innominabile, dice: tra la mafia e il popolo si stabilisce una sotterranea assuefazione, quasi il conferimento di un mandato incondizionato, per il quale la mafia è soggetto tra il popolo, una solidarietà antropologica. Al polo opposto vi è la società civile, quella che la combatte, ne urla l'efferatezza, scende in piazza, la contrasta. Questo è una delle ultime pagine della mafia innominabile, che poi apre lo scenario del secondo libro, La mafia sociale. Ma la mafia sociale che cos'è e che cosa significa il condizionamento della mafia nella società e che come si può sostenere, come lei sostiene, che la società foggiana non è tutta mafiosa? Perché il libro si chiama La mafia sociale? È un titolo forte, perché la socialità dovrebbe essere l'antitesi della mafia. Quindi lessicalmente, linguisticamente dovremmo essere agli antipodi, quindi sarebbe un'immagine particolare quella del titolo del secondo libro. E questo titolo, così, che nasce da questo forte contrasto semantico, nasce proprio da una considerazione, il fatto che la mafia diventa più forte quando diventa esclusivamente un fenomeno di polizia, quando viene contornato, quando viene bloccato, quando viene fissato all'interno soltanto della considerazione del Ministero dell'Interno, oppure degli iniziati che la trattano, come per esempio i magistrati o i protagonisti dei processi, gli stessi avvocati. Quando diventa una cosa per dire parliamone soltanto tra di noi. La mafia vince quando c'è proprio questa considerazione, che è una considerazione isolazionista, è isolata, è una monade, no? Come diceva Leibniz, del tutto decontestualizzata. E invece di essa dobbiamo percepire l'origine e lo sviluppo del male. L'origine e lo sviluppo del male, dicevo prima, sono proprio mafie che nascono nel paese, che controllano il territorio. La mafia controlla innanzitutto il territorio. Controlla il territorio e dal punto di vista della sua radicalità all'interno del territorio, perché i suoi associati appartengono tutti a quel determinato territorio, e poi lo controlla militarmente, lo controlla con la forza, lo controlla con la violenza e con la intimidazione. Guai se noi non avessimo ben chiare queste caratteristiche che accompagnano le mafie all'interno del nostro paese. E se noi non comprendiamo questo, non comprendiamo che nelle mafie c'è il DNA del proprio territorio, c'è quasi un cromosoma invertito di appartenenza al territorio rispetto a quello dello Stato. Per cui a volte è lo Stato che deve liberare quei territori. E vi pare poco? Ma chi ha fatto le guerre di liberazione? Anche queste sono lotte per liberare un popolo e un territorio. Dalla sudditanza, perché le mafie provocano sudditanza. Le mafie non vogliono i cittadini, perché non riconoscono i diritti dei cittadini.
riconoscono i propri privilegi, si occupano di ricchezza, seguono la locupletazione, ma la loro locupletazione è l'imposizione della sudditanza nei confronti dei cittadini che perdono il loro diritto di cittadinanza. Ecco perché sono delle oligarchie. E quando si ammazzano tra di loro è sempre la lotta di una oligarchia nei confronti di un'altra oligarchia, non nel senso temisa terribile, perché una prende il sopravvento sull'altra. E noi di fronte a questi spettacoli per anni, per 33 anni, per queste mafie, dal 1658 in Sicilia, la mafia è nata nel 1658 in Sicilia. Per anni c'è stata la logica dell'altrove, per dire vabbè tanto se ne occupano loro, che è anche una posizione positiva. Altri hanno partecipato a questo, o discostandosene o avallandone implicitamente i comportamenti, non denunciando, non facendo nulla, nemmeno opponendo quella che è una nuova resistenza civile. Ora, per combattere questi fenomeni non è sufficiente la sentenza resa in nome del popolo italiano anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che ci fa bene perché ci dice che esiste. Ma noi non dobbiamo soltanto soffermarci all'esistenza. Quindi dobbiamo creare, e questo è lo scopo dei libri, quello di dare conoscenza ad un fenomeno che altrimenti diventa esiliato, ghettizzato, ridotto soltanto alla considerazione di taluni iniziati. Nella lotta alla mafia non ci sono iniziati, siamo tutti in giù. Dobbiamo prenderci e attribuirci ciascuno le proprie responsabilità. Ecco perché occorre creare un'opposizione sociale e civile, un nuovo civismo, lo chiamo io nel testo, un nuovo civismo che sia ammantato soprattutto dai riconoscimenti del nostro diritto di cittadinanza, che abbiamo il dovere e soprattutto l'obbligo di gridare giornalmente. Grazie. La domanda successiva riguarda un'altra condizione. Se la prima condizione è la diffusione della conoscenza di come stanno le cose, del fatto che non debbano restare chiuse né tra i magistrati né tra gli addetti, tra gli interessati, l'altra condizione, una tra le altre condizioni, è quella che ci siano dei presidi territoriali che garantiscano la lotta. Vedo un sorriso che non riesce a frenare e che capisco, e questo mi porta a leggere due brevi passi. Se la mafia è nominabile, che era il primo volume, che è un volumetto molto descrittivo delle vicende che Mimmo Seccia ha sintetizzato un momento fa, se la mafia nominabile si era comunque chiuso con una vittoria della giustizia e con il riconoscimento del carattere mafioso dell'organizzazione, in questo libro, La mafia sociale, c'è un passaggio in cui si sente il sapore della sia pur parziale sconfitta. E qui arriviamo ai giorni nostri. La chiusura del Tribunale di Lucera finisce per non dare segnali di arretramento nella titanica lotta e nel contrasto alle organizzazioni del luogo. Lucera, che era un avamposto di legalità. E nelle pagine finali si spiega con documentazione, con citazione di fonte, che mi è piaciuto leggere. Dice: pure lo Stato chiude il Tribunale di Lucera e la sua procura. Testuale: non emergono, vorrei leggerlo in maniera ufficiale ma non ne ho la capacità, non emergono allo stato attuale ulteriori manifestazioni di criticità, afferma, sbagliando, come dice Mimmo, un documento della direzione distrettuale antimafia barese. Al radicamento della mafia di Lucera si risponde con la distanza dello Stato,
con l'eliminazione dei presidi di legalità. Mi riservo di continuare dopo la lettura di questo passo, ma vorrei capire che cosa sta succedendo. No, che cosa è successo? È successo che la legge, la 156 del 2012, nella ricostruzione dell'organizzazione giudiziaria, ha deciso che, tra gli altri, anche il tribunale, per esempio come quello di Tolmezzo, anche il tribunale di Lucera non avesse più possibilità di esistenza, ma che dovesse essere accorpato a Foggia. Il tribunale di Lucera, la sua procura, la procura di Lucera, che io ho diretto per circa 3 anni, è la procura del Gargano. Quindi è la procura che, se non immediatamente, si occupa dei fatti che accadono, dei fatti anche quelli caratterizzati da un senso di mafiosità, di quelli che accadevano nella zona del Gargano più duro, nel Gargano più serio, nei paesini dove la mafia era stata appunto riconosciuta. Io scrivo nel libro, ma l'ho scritto anche su un articolo di giornale, nelle tante interviste che sono state rilasciate sul punto, perché c'è stata una grande battaglia, veramente una bella battaglia, dove interi movimenti sono scesi in piazza, gridando la necessità di lasciare quello che è un avamposto di legalità. Perché si devono lasciare i presidi di legalità e gli avamposti di legalità, soprattutto quegli uffici che funzionano, uffici che non dichiaravano le prescrizioni, che davano fiducia allo Stato, soprattutto in un rapporto relazionale con i cittadini che era bellissimo. Nel nostro ufficio di procura, chiunque chiedesse di parlare veniva accolto, veniva ascoltato, anche perché io ho sempre detto che nell'ufficio che dirigevo era primario l'ascolto delle persone che domandavano giustizia, perché a volte ascoltarli provoca una relazione che è sicuramente positiva e che non è dismissiva nei confronti di chi chiede giustizia, perché la richiesta e la domanda di giustizia è un diritto sacrosanto del cittadino, e spiegare le cose come stanno, fargliele capire, fargliele comprendere, senza la necessità di avere il filtro del difensore, crea un rapporto di democrazia diretta che non può non fare bene alla giustizia. Questa era anche Lucera, un presidio molto fertile, gioioso, molto attivo e molto dinamico, soprattutto perché così facendo è chiaro che si creava una temperatura tale dal punto di vista sociale che creava disaffezione nei confronti delle mafie, quindi faceva crescere la sensibilità sociale. È stato un periodo molto bello, molto fertile, in cui c'è stato, io credo, nel mio piccolo, che ci sia stata veramente una crescita sociale e civile da questo punto di vista. Lo Stato dice no, non va bene, e lo fa per corrispondenza. Non sono manco venuti una volta a visitare la procura, manca a rendersi conto di che cosa stavano parlando. Hanno chiesto ma come va? Ma non hanno chiesto nemmeno al procuratore generale, che si è imbufalito, che ha sempre sostenuto la necessità di mantenere Lucera. Non hanno creduto ma nemmeno ai rappresentanti del Parlamento, che per 2 volte all'interno delle commissioni parlamentari, sia della Camera che del Senato, avevano ritenuto la indefettibile necessità che quel presidio di legalità rimanesse, perché è presidio anche antimafia. È bastata una lettera incomprensibile, scarsamente motivata, a mio avviso anche sgrammaticata, scusate se dico questo, partita dal luogo dove io avevo chiedo scusa, ma parlo nel mio gergo pugliese, buttato il sangue per tanto tempo, la DDA di Bari con il suo ex procuratore che ora non c'è più, con una infelice frase che è stata presa da un punto, è stata interpretata in un certo modo, dicendo che non si ravvisavano fenomeni attuali e problematici nella lotta contro la mafia di quei territori. Eppure avevamo arrestato 23 persone per associazione per delinquere finalizzata alla estorsione, sono stati tutti quanti condannati. Proprio 6 mesi prima all'interno di Lucera avevamo fatto tanti arresti per estorsione quando concerne i paesini della mafia rientranti nel nostro territorio, ma nessuno ci ha chiesto nemmeno che cosa avessimo fatto negli ultimi tempi. Così fanno le cose in Italia, è spaventoso.
Ma guardate che così cresce la mafia. La mafia cresce proprio dove lo Stato lascia le sue difese. Quasi come se fosse il Vallo di Adriano. Avete presente che cos'era il Vallo di Adriano? Sicuramente, no? Il Vallo di Adriano fu quell'opera colossale che impedì la penetrazione dei barbari. Venne poi la felice idea da parte dei romani, che erano in grossa difficoltà perché non riuscivano a rimpinguare le loro truppe, perché non avevano quasi più, per cui erano costretti a pagare le truppe mercenarie, di abbassare il vallo e di retrocedere, facendo in modo che i barbari si avvicinassero sempre di più. Questo avvicinamento ha fatto in modo che poi i barbari entrassero e conquistassero l'impero romano. Qualcosa di simile, di molto simile, anche se nelle ridotte dimensioni, è accaduto con questo. Non è possibile che la gente debba farsi 150 km per chiedere giustizia. La interrompo un attimo solo per dirle una cosa molto provocatoria, e non so quale delle due lo è di più. C'è un interesse dello Stato ad aver chiuso l'Ucera? Secondo, che cosa succederà secondo lei adesso? Lo dico subito. Che cosa succederà adesso? Ma io lo stavo per dire. Cioè, ma voi immaginate delle persone, devono farsi 150 km per ottenere giustizia, devono scendere le pendici del Gargano, sono nel territorio montano, e chiedere giustizia. Ma pensate che non facciano prima chiedendo al boss di quartiere? Lo faranno. Questo è il grosso pericolo. Quello di aver rimpinguato le file che erano state già messe all'angolo dalle sentenze rese in nome del popolo italiano, della mafia. Quello di rimpinguare le gesta del boss che riesce a fare giustizia in poco tempo rispetto ad una giustizia che si muove in questo modo e che allontana il cittadino dalla giustizia, perché la giustizia non è soltanto rivendicare i diritti, è anche rivendicarli in un luogo che possa recepire le tue richieste, che possa recepire la tua domanda, che possa accoglierti. Questa giustizia attuale con questa legge non riesce nemmeno ad essere accogliente. Questo è il grave rischio che si è determinato. Che cosa ci guadagna lo Stato dall'accorpamento? Io questo non lo so, io sono convinto che il nome della spending review che è stato evocato per fare in modo che questo presidio di legalità venisse meno non possa essere realizzato, perché hanno speso già più di quanto preventivassero per le spese del semplice trasloco. E si ritrovano senza un palazzo di giustizia con le udienze che sono rinviate a 2 anni, per cui dicono al cittadino ci vediamo tra 2 anni. Come si fa a chiedere ad un teste tra 2 anni che cosa ricorda di fatti del 2007? È angosciante, ma è così, con i fascicoli messi a terra per i corridoi perché non ci sono gli spazi idonei per ospitare la giustizia. Il problema è che bisogna intendersi su che cosa vuole lo Stato fare della giustizia, se ha una visione centralista o invece è necessario che sia una visione diffusa e capillare sul territorio. Dico questo e chiudo sul punto. Ma vi ricordate quando avevamo le preture? Si stava meglio o si stava peggio? Bisogna parlarci di queste cose. Dire che non tutte le riforme sono positive. Con la pretura si svolgeva il lavoro, non c'erano arretrati, c'era l'ascolto immediato delle parti, c'era un pretore a cui fare continuamente riscontro, evocarlo, chiamarlo, incontrarlo, parlarci. C'era proprio la giustizia condivisa, che è molto bello dal punto di vista dell'attività democratica che noi svolgiamo. Ricordate che le sentenze sono rese in nome del popolo italiano, che è la manifestazione massima della nostra democrazia. E invece si disse, ma no, dobbiamo guadagnare personale, quindi le preture sono state sguarnite, si è parlato di altro, hanno portato ancora alla elefantizzazione della giustizia che non risponde più ai diritti dei cittadini. A margine, lei adesso è a fermo da un paio di mesi. Sono fermo dal 27 settembre 2013. Esiliato, ma esiliato bene. Bene nel senso? Io trovo bene una bella città. Io sono dell'idea che ogni magistrato debba affrontare più situazioni possibili nella sua vita, perché le realtà sono molto diverse. Non deve fossilizzarsi, anche lì ci sono fenomeni che vanno
che vanno considerati. C'è stata una bella, poi c'è anche un humus sociale molto fertile, come anche vedo qui. C'è stato un incontro fatto a Porto San Giorgio con 450 alunni, è stato bellissimo, con i professori che mi hanno bombardato di domande, è stato molto bello, anche emotivamente coinvolgente, perché anche lì è un discorso in una terra che è felice, che è la culla dell'attività manufatturiera in Italia, la zona ricca, anzi sta soffrendo la crisi, ma mai come il sud. Ma anche lì ci sono dei problemi, perché lì lo Stato ha ritenuto di eradicare i collaboratori di giustizia, su cui bisogna stare molto attenti, perché alcuni sono veri collaboratori di giustizia, altri sono falsi collaboratori di giustizia, che hanno goduto dell'attività premiale dello Stato, che continuano a delinquere. Là qualcuno ce n'è. Per cui l'attenzione di questo procuratore è quella di fare in modo che si possa garantire la sicurezza del cittadino. È una escalation dei furti notevole, è quasi sempre l'anticamera dell'organizzazione criminale, della possibile organizzazione criminale, per cui c'è il passaggio, c'è il trasformismo, c'è la trasformazione dalla occasionalità della fattispecie illecita del reato all'organizzazione, e lì le cose cominciano a essere più difficili. Sì, non volevo andare sul personale troppo, ma un accenno a cosa succederà di Lucera adesso. Ma Lucera giudiziariamente non c'è più, è stata accorpata a Foggia. No, del territorio. Del territorio. Io ho detto che cosa penso. Io penso che innanzitutto togliere un presidio di illegalità comporta anche un costo economico notevole, perché si elimina e si elide con una punta di penna tutto l'indotto che crea l'attività giudiziaria. Quindi non c'è la possibilità di crescita dei giovani avvocati, della giovane borghesia, di chi si toglie l'agenzia delle entrate. C'è quindi un deficit sociale e civile che è molto critico. Questo, quando cadono le difese dello Stato, soprattutto quando ci sono tempi di forte deficit economico, le immunità dello Stato rispetto alla criminalità organizzata cadono. Questo è un principio, non è manco una supposizione. Il rischio serio è quello di affidare un intero territorio che sta in gravissime condizioni, a cui si toglie un presidio di legalità, che portava le attenzioni della gente, le attenzioni delle istituzioni, le attenzioni dello Stato, fosse proprio in bocca alla mafia. Credo che il rischio sia quello di fargli un grosso regalo, e quindi quello di regredire nell'opposizione, anche giudiziaria, nei confronti della mafia. Terza condizione che ho ritrovato nei suoi scritti, dicevo, la conoscenza, i presidi territoriali, le collaborazioni. Mi ha molto colpito, e qui mi dilungherò un momentino di più, la testimonianza della, non so se era prima, ma così mi è parso, collaboratrice Antonia Alfieri. Non era collaboratrice, vabbè, comunque lo spiegherò troppo. Va bene, Spiego. Antonia Alfieri si trova in una lacerante situazione di conflittualità interiore. La donna di mafia garganica non ha un ruolo attivo nelle guerre di territorio. Sto leggendo dal primo testo La mafia innominabile. Ha un suo codice di comportamento, deve assistere il marito e i figli, può solo piangere i morti, ma non può ribellarsi. Ma lei non se la sente più di assistere immobile e impassibile a quella tragedia umana. Non può solo indossare il velo nero ai funerali dei suoi parenti, non può fare eco al dolore per la morte dei figli maschi o del marito. Lei non solo afferma la sua appartenenza a quel mondo mafioso, ad un ordine morale diverso, ma assume il compito di comunicare al mondo esterno la potenza del sistema mafioso e la sconfitta di un gruppo di esso. Posso andare avanti, ma lascerei la parola a lei. Sì, l'Alfieri è un personaggio particolare, perché incarna non il prototipo della donna mafiosa, ma quella per cui c'è un germe di riscatto che è molto particolare. L'Alfieri non sarà mai né testimone di giustizia né collaboratrice di giustizia. È una donna di mafia. Perché? Perché appartiene alla famiglia Alfieri,
che era alleata con la famiglia Basta e con la famiglia Primosa nella lotta sanguinaria che dal 1978 ha infestato di sangue rosso le terre del Gargano. Si ammazzavano ogni settimana, quasi come una faida mafiosa infinita e senza fine, nella lotta atavica che queste tre famiglie riunite avevano nei confronti della famiglia Libercolis, che poi è stata la famiglia vincente, i capiclan del Gargano, oggi condannati finalmente all'ergastolo attraverso il lavoro che ho svolto sinergicamente con altri colleghi all'interno della DDA di Bari. Oggi sono reclusi al 41 bis, quindi celle di massima sicurezza, e condannati all'ergastolo, ovvero sia con Delfino e Pinamai. Si sono uccisi gli uni con gli altri, con una stagione di mafia che caratterizza la prima mattanza, quella che è andata dal 1978 sino all'anno 1990, in cui hanno prodotto circa 82 morti, soprattutto quelli della famiglia Primosa Bastalfieri, che non hanno seme maschile, li hanno uccisi tutti, li hanno sterminati, non hanno più figliolanza maschile. L'Alfieri, che da donna intelligente qual era, aveva compreso il pericolo, perché li stavano ammazzando tutti i figli. Gli avevano ucciso il marito, gli avevano ucciso il fratello, avevano ucciso quelli imparentati e a lei vicini delle famiglie Primosa e Basta. Aveva avvertito il pericolo, ma da donna ligia ai canoni mafiosi, che sono quelli della omertà, e quelli soprattutto, almeno nella fase iniziale, poi c'è qualche bellissimo personaggio storico reale che viene successivamente, ma se volete ne parliamo, ho parlato stamattina con gli studenti. Da ligia quindi ai canoni della donna garganica, che non si deve occupare delle cose mafiose. Quindi c'è una caratteristica tradizionale primitiva proprio nella trattazione della donna mafiosa garganica. La donna mafiosa garganica è quella che deve accudire la famiglia, che deve vestire di nero se c'è un lutto familiare, che deve osservare il più assoluto silenzio, che deve osservare alcuni canoni estetici, che soprattutto deve piangere i morti. Dovete sapere che questa lotta tra la famiglia Libercolis e la famiglia Basta Primosa Alfieri ha prodotto sul suo volto un fatto visivo che noi andammo a filmare. Quello ovvero sia che andavano a giorni alterni a visitare i loro morti, e tuttora fanno, nel senso che per non incrociarsi le donne e le vedove vanno, chi va ai giorni dispari e chi va ai giorni pari, non vanno mai assieme a venerare i loro morti, che è il segno della loro stirpe, il segno dello sangue. Ci vanno a giorni alterni proprio per non incrociarsi. Questo è il cromosoma invertito delle mafie del posto. L'Alfieri, dicevo, comprende il pericolo, ma non si pente, decide di andare al comando dei carabinieri del posto e dice: scusate maresciallo, lei prenda carta e penna e comincia a scrivere. Io vi dico che ho ucciso il mio parente, che ho ucciso il mio marito, eccetera. E c'è una lunga narrazione dei fatti, che è fatto da una donna che è disperata, che sta avvertendo il peso della mattanza e la strage che sta compiendo la famiglia Libercolis nei loro confronti. La geografia giudiziaria dice che tutto è nato per degli allevamenti contesi. La storia giudiziaria che io interpreto è forse in un senso diverso. C'era stato il sequestro di persona di un grosso industriale del Bresciano che era stato portato nelle pendici del Gargano, lì a starci fino a quando non fosse stato pagato il riscatto fu pagato e pare che non ci siano stati accordi sulla spartizione del riscatto. Quindi questa era la mafia di cui si negava l'esistenza, se l'è negata per 33 anni. Quel famoso verbale io l'ho recuperato dopo tanto tempo, quando erano già intervenute le sentenze di proscioglimento, perché non l'hanno creduto. Non hanno ritenuto che le sue dichiarazioni fossero sufficienti ad individuare quei responsabili. Ecco perché non c'è stata la risposta da parte dello Stato, perché non c'è stata sensibilità, perché abbiamo relegato, forse è meglio dire hanno relegato l'Alfieri a un fenomeno di baraccone, ad un folklore giuridico e giudiziario, ad un personaggio d'antan di altri tempi di cui non valeva la pena prendersi conto. Non l'abbiamo trattata bene. Se avessimo preso in considerazione le sue accuse, avessimo scavato
nella melma e nelle nebbie di quella mafia avremmo evitato le stragi successive che si sono verificate, avremmo salvato i figli dell'Alfieri. Dopo tanti anni, un figlio dell'Alfieri che era scappato a Nova Milanese, un comando dei Libergolis, io rido per non piangere, si reca e stermina gli altri fratelli anche a Nova Milanese, salendo sul treno di questo Stato e mettendo i fucili sui vagoni ferroviari. Nessuno li ha toccati. Vanno lì, ammazzano i fratelli dell'Alfieri, l'unico Alfieri che scampa è perché era fuori, ed è questo, che ritorna dopo tanto tempo, quando avevamo arrestato il capoboss Libergolis del posto. Lui si sentiva sicuro, riteneva che ritornando nel posto dove aveva avuto i suoi natali, la sua vita fosse stata riscattata, magari perché l'espiazione di Alfieri, come Basta e di Premusa, fosse stata scontata, che nessuno si occupasse di lui. Nella sera del 24 dicembre di un anno di questa storia, entra in un bar, entrano due killer e lo freddano. Hanno la memoria dell'elefante, non te la scampi. L'Alfieri aveva previsto tutto questo, le sue parole non sono state considerate, e quando decidemmo di riascoltarla dopo tanto tempo, sapete cosa disse? Aveva ragione, e ora vi ricordate. Il magistrato Seccia ha ricordato en passant alcuni dei nomi di questa guerra, che veniva descritta inizialmente come faida, come guerra tra pastori che si combattono. Forse lui si soffermerà su questo poi, Libergolis e altri, che si combattono per sconfinamenti di pecore, per abigeato, per furto, per così via. E tutto quello che avviene viene letto e dicono i magistrati più avveduti, derubricato a faida, e invece è altro. Ma le cose che mi riemergono, una è, io non so se un magistrato può esprimersi su questo, ma io posso chiederglielo. C'è una responsabilità del governo, dello Stato? Io penso di sì, dei governi in queste vicende. E poi, e ancora prima, se la Antonia Alfieri non è un collaboratore di giustizia, nella mafia del Gargano si sono rivelati episodi di collaboratrici di giustizia, e se sì, in che termini? Domande forti. Allora, Io sono qui per quello. sì, se ci sta la responsabilità del governo. Se noi parcellizziamo anche la responsabilità, non ne veniamo a capo. Io sono convintissimo che la mafia sia un fenomeno globale, anche se nella sua piccola estensione territoriale, per quello che concerne le mafie dei paesi, ma va sempre vista però nella sua globalità civile, sociale, giudiziaria. Anche per quanto concerne le responsabilità è difficile dire di chi sia. Io ripeto, io parto da una parola forte, che è quella della sensibilità. La sensibilità si accresce in vari modi, soprattutto con la professionalità di chi si occupa di queste cose. È vero che per tanti anni siamo stati lontani dalla comprensione di questo fenomeno, soprattutto perché ci sono state troppe e numerose sentenze di assoluzione che più per dire che il fatto non sussistiva, lo dicevano forse per non aver capito il fatto. Questa è una formula che uso sovente. Forse per non aver interpretato pienamente quelli che erano i gangli, quelle che erano le connessioni, quelli che erano i legami che c'erano al di sotto della costituzione di questa mafia, soprattutto per vedere i fatti nella loro isolatezza, nella loro specificità, senza che avessero
un loro contesto. Il fenomeno associativo è un fenomeno globale, non è un fenomeno singolo, occasionale, non è come il kairos greco, l'occasione greca, no, è il tema greco, è proprio l'ambientazione di un fatto, scusate la tautologia, nell'ambiente dove esso matura. È questo che è mancato nel tempo. Ed è mancato nel tempo perché anche qui, anche in questo sud, e soprattutto in quella specie, in quella parte di sud, abbiamo subito un condizionamento forte che c'era nel fatto che lo Stato riservava maggiori attenzioni alla mafia barese, perché quella era la mafia del capoluogo, perché quella era la mafia che aveva più mediaticità, perché conveniva parlare più della mafia barese che di altre mafie, perché c'erano più titoli sui giornali, se ne parlava di più, i centri del potere amministrativo erano tutti nel capoluogo di regione. E quindi le periferie, il Foggiano, le zone depresse, il Foggiano, soprattutto il Gargano, dovevano subire questa agiografia preminente di una parte del sud rispetto a un'altra. È questo che è mancato. Ed è mancata la considerazione, che è cambiata quando un sottosegretario pugliese ha capito che il fenomeno era forte e ha inventato un metodo pugliese, il metodo della lotta alla mafia garganica, dove c'era un concerto tra attività amministrativa pressante, c'era l'intervento attivo dei prefetti e l'attività giudiziaria. Allora si è smosso qualcosa. Quando per la caccia ai latitanti, che conoscevano luoghi che lo Stato non conosceva perché non possedeva nemmeno le mappe. Luogo di latitanza è un bosco che evoca forse la foresta equatoriale, tanto è impenetrabile, che è il cosiddetto Bosco Rosso sul Gargano. Noi il Bosco Rosso sul Gargano, dove i latitanti sono stati catturati con tanta fatica, non avevamo le mappe, non sapevamo nemmeno dove si trovasse. E anche perché si è sempre detto, come giustamente ha detto il preside, guarda, queste sono, perché è stata sempre ritenuta una faida, anche l'accezione linguistica è un'accezione diminutiva. Il linguaggio è sostanza nell'ambito della considerazione di questa mafia, perché è un linguaggio diminutivo, quasi disprezzante, se posso usare un termine diverso, quasi come a sottolineare la inferiorità storico-culturale, linguistica e giudiziaria di questo fenomeno rispetto a tanti altri, mafia barese, mafia siciliana, 'ndrangheta e camorra napoletana. Dice, ma voi chi siete? Proprio è una lotta tra pastori e tra allevatori. Non è così. Perché si dice la lotta tra pastori ed allevatori? Perché non abbiamo studiato nemmeno la storia di dove è nato tutto questo. Fatemi dire ancora due cose. Perché? Perché la lotta atavica tra pastori ed allevatori, che è la lotta che è nata anche a Corleone, quando i Rina e Provenzano, che erano pastori, allevatori, attaccano i bontari, attaccano i signori, quella è la rivendicazione sociale dei ghettizzati della mafia rispetto ai potenti della mafia palermitana. Ecco che allora i corleonesi scendono sino ad occupare Palermo, questo per fare le debite proporzioni, ma la storia non è una storia tanto diversa, è diversa la geografia che di essa si è fatta, la mediaticità che di essa si è fatta rispetto a questo. La lotta era per controllare i tratturi. Che sono i tratturi? I tratturi sono le strade di campagna. A che servivano le strade di campagna? A portare le pecore. Ma per anni hanno ritenuto questo e sbagliavano, dicevano fesserie, idiozie che mi facevano anche urtare. Volevano conquistare i tratturi per portare il contrabbando di sigarette e la droga, le rotte, e per portare le armi che provenivano dalla vecchia Jugoslavia, con cui erano in contatto, i Kalashnikov. Ecco, i tratturi erano fondamentali. E siccome i tratturi erano appannaggio degli agricoltori, Primosa, Basta, Alfieri, i libergolis allevatori volevano i tratturi, perché serviva per fare moneta, non per portare il pasto. Se come hanno dipinto per tanti anni questa storia come una lotta soltanto per accaparrarsi le greche, per la bigeata, fa ridere. Era una lotta per conquistare le rotte del traffico dell'eroina e della cocaina. Guardate che quando io mi sono occupato di queste cose, quando sono stati condannati all'ergastolo, noi abbiamo portato i giudici
delle annotazioni di servizio, perché noi sapevamo che i Libri e i Di Stefano, i vecchi capi della 'ndrangheta calabrese, i figli di questi hanno fatto la latitanza su Gargano, li hanno protetti gli uomini della mafia garganica, i calabresi, i 'ndranghetisti calabresi, non i piccoli, i grossi. I Libri e Di Stefano erano i padroni di Reggio Calabria, anche loro si sono ammazzati durante una lunga mattanza, erano i padroni di Reggio Calabria. I boss 'ndranghetisti non lasciano i figli in mano di chi non si fida, non lo faranno mai. Ma in cambio che cosa ricevevano i mafiosi della Gargano? La droga. Il patto scellerato era questo. Quando abbiamo portato queste cose, qualcuno ha creduto che il livello non era quello di 4 poveracci, era ben più alto. E se la mafia garganica trattava con la 'ndrangheta calabrese, significava che indirettamente trattava con i colombiani, perché la 'ndrangheta calabrese la droga la prende soltanto e esclusivamente dai colombiani, che sono i maggiori organizzatori del traffico mondiale di droga. Mi trovo sempre più in difficoltà di fronte a una persona di questa statura. Mi ero riservato di dirlo alla fine, ma non posso tacere adesso la mia ammirazione per la pacata serenità e efficace del racconto di cose terribili e di esperienze in cui Mimmo Seccia è ancora in mezzo. E allora mi collego ad un'altra considerazione. Nel volume della mafia innominabile lui parla del lavoro in campo, a pagina 56-57. Potrei anche dargli la parola, ma a beneficio di chi ascolta mi tocca leggere qualche cosa. Era una mafia, cominciare da qualunque punto, ma insomma, come il ragno non dimentica la sua nicchia, così essi manifestavano i loro propositi di dominio, di sopraffazione e di morte. Tutti gli eventi delittuosi che seguirono si inquadrarono nella guerra di mafia garganica, nella seconda mattanza. Con i carabinieri di Foggia, con i Ros di Bari, con i ragazzi della mia stanza nella direzione di Bari, organizzammo il lavoro. Fu immane. Con Michele, Mimmo, Gennaro, Nico, operammo la scelta di non dividere gli episodi, di non ritenerli isolati, di aggregarli. Fu la scelta vincente. Aggregammo la mafia dominante dei Libergolis, avete già sentito prima questo nome, con quella dei Ciavarella, di San Nicandro Garganico, a quella alleata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la quarta condizione, conoscenza, presidi territoriali, collaborazioni o simili, lavoro in campo. E il lavoro in campo è il lavoro di squadra, di cui i testimoni più importanti, ma primi, ma non indimenticati, ma che hanno seguito per fortuna, furono Falcone e Borsellino, è il lavoro in campo. Sì, Presidente, prima però ho dimenticato di parlare dei collaboratori. Dopo. No, perché questo è un aspetto che è molto bello, forse una delle cose più belle di questo lavoro di 8 anni che c'è stato. Sì, Antonia Alfieri, come ho detto prima, non era collaboratrice di giustizia, non è mai stata, anche se forse con uno sforzo maggiore, con una maggiore sensibilità, forse con qualche carezza in più, si poteva ottenere qualcosa di più positivo. Vabbè, ma questo fa parte del passato, è inutile rimanga. Ma noi abbiamo avuto una strepitosa figura di collaborazione femminile all'interno di questo processo, il processo cosiddetto Iscaro-Saburo contro la mafia garganica, che è il nome che risale alla signora Rosa Lidia Di Fiore. Chi era Rosa Lidia Di Fiore? Rosa Lidia Di Fiore era la donna bionica, io l'ho definita perché?
lei era nativa di Cagnano Varano, ma risiedeva in San Nicandro Gargano, un'altra culla di mafia, ed era figlia di una professoressa di scuola, quindi aveva un humus culturale buono, apprezzabile, non era quindi ignorante. Questo fu una caratteristica fondamentale per la prosecuzione del lavoro. Rosa Lidia Di Fiore si sposa, anche perché costretta dalla mamma, un ricco allevatore di San Nicandro Gargano, che era uno dei capi boss della città, a nome Tarantino. In atavica lotta con i Ciavarella, perché erano le due famiglie che anch'esse, caratteristica comune nell'ambito del Gargano, si erano ammazzati per tanto tempo, per tante ragioni. Nell'81 ci fu la strage effettuata da un Ciavarella nei confronti dei Tarantino, che per una testimonianza di cui aveva chiesto di non fare, vedete come fosse una piccolezza, non voleva che il Ciavarella andasse a testimoniare. Questo Tarantino, Giuseppe Tarantino, impazzisce, va in questa fattoria, stermina tutta la famiglia dei Ciavarella, di cui anche un bambino di 4 anni, se li carica su una 500, come abbia fatto non si sa, ma fu fatta una perizia nel processo per dimostrare che la sommatoria dei corpi poteva corrispondere al volume della macchina e quindi che fosse consentita la trasportabilità macabra dei cadaveri, e li detti in pasto ai porci. Cioè, queste non sono robe da film, signori, è accaduto storicamente. C'è una sentenza che ha condannato Giuseppe Tarantino all'ergastolo, che sta scontando nel carcere in Porto Azzurro. Questo ha segnato la guerra atavica tra le due famiglie, si sono uccisi da barbari. Ma torniamo a noi, questo è l'antefatto. Non è un romanzo di Dostoevskij, è la verità storica e giudiziaria. La Rosa Lidia Di Fiore sposa uno dei Tarantini. Sposa quindi, mi pare che fosse il figlio dell'ergastolano, che era un ricchissimo allevatore, ma che era un mafioso di quella zona, e fa con questo 2 figli. Ma che questa donna, una donna molto bella, si innamora del più grande nemico dei Tarantino, il nipote di quello che fu ucciso durante la mattanza operata dai Tarantino nel 1981, che era il capoboss, rivale del nuovo Tarantino all'interno di quella città di San Nicandro Garganico, Ciavarella. Quindi si innamora del nemico spietato. Genera 2 figli con questo signore. Per cui lei racchiudeva in sé l'incrocio delle 2 mafie, la mafia di Tarantino e la mafia di Ciavarella. La Rosa Lidia Di Fiore aveva deciso anche di partecipare attivamente alle gesta del suo compagno di Ciavarella, che era giovanissimo. Ciavarella aveva 27 anni, boss, killer pericolosissimo, ammazzava per niente, e addirittura lo accompagnava anche nelle sue gesta contro i Tarantino. Dovete ricordare che ogni 1° novembre di ogni anno, giorno prima della celebrazione dei defunti, il 2 novembre, il Ciavarella ammazzava un Tarantino per ricordare la morte, perché non sfuggisse alla vendetta, all'espiazione, la chiamo io, del 1981, alla mattanza che si era dedicata nel 1981. Ogni anno c'era la morte del 1° novembre e lì è nata la sua fine, perché noi abbiamo capito qual è il suo disegno criminoso, ma questo è altro. Rosa Lidia Di Fiore accompagnava il Ciavarella portandogli le armi di riserva quando andava a uccidere. Se si inceppa l'arma del killer, il killer ha bisogno dell'altra arma, c'era la Di Fiore che gli dava l'arma per uccidere chi doveva uccidere. Noi che avevamo fatto delle indagini, che avevamo compreso un po' come stavano le cose, le indagini classiche, avevamo gli elementi per arrestare sia lei che lui, sia Ciavarella che Rosa Lidia Di Fiore. Su Rosa Lidia Di Fiore erano forti gli elementi di accusa, come anche erano forti nei confronti di Ciavarella. Lì, ecco, il metodo di lavoro, lì potevamo anche fermarci, chiedere la cattura, ce l'avrebbero data, l'avremmo messi in galera,
tentato di farli condannare all'ergastolo, ma è lì che scatta la scintilla, no? Facemmo la riunione, io proposi di interrogarla. Facemmo l'interrogatorio alle 3 di notte presso la stazione dei Carabinieri di Cagnano Varano, in un luogo lontano, ci faceva freddo. Lei si presenta e come prima cosa mi gira le spalle. Mi gira le spalle, proprio non aveva alcuna voglia di comunicare con chi rappresentava lo Stato. Non solo. Parlava solo il dialetto cagnanese, che è un dialetto impossibile da decifrare. Perché parlava quella lingua? Perché non voleva che io comprendessi le sue risposte. Negava l'autenticità dello Stato, perché lei non riconosceva lo Stato in quanto mafioso. Non lo riconosceva. E questa cosa andò avanti per 2 ore, 2 ore e mezza, fu un tiro e molla, fu un incontro molto teso, difficile. Io mi paventai le difficoltà. A un certo punto scelsi di giocare la carta più forte. Io dissi, signora, guarda, siccome gli elementi d'accusa sono questi, infatti glieli ricordai, glieli descrissi, dissi, lei una volta in carcere perderà la potestà sui figli. Gli scattò un meccanismo di retrocessione. Lì dette un po' in escandescenza, perché siccome era colta, aveva capito cosa andava incontro, aveva capito che la gravità degli elementi di accusa nei suoi confronti erano forti, quindi veramente le avremmo sottratti i figli, ricordati, 2 di Ciavarella e 2 di Tarantino, nonostante la sua giovane età. Dopo veramente credo che siamo in presenza del vero pentito, lì proprio c'era contrizione, proprio si vedeva anche dal volto. Dopo aver preso una pausa, era l'alba, mi ricordo, stavamo stanchissimi, proprio morto, disse dottore, comincia a scrivere in italiano. Anche il linguaggio si era modificato. E cominciò lì a narrare le gesta nei confronti del suo compagno, quello che ci ha consentito di portare alla sbarra e di far condannare 98 delinquenti e bestie feroci. 98 ne abbiamo condannati, so pochi. Lì c'è il senso di passatemi il termine, di vittoria dello Stato nei confronti della mafia, perché hai recuperato una persona, non solo hai recuperato una persona, hai recuperato una famiglia, hai sottratto ai Tarantini e ai Ciavarella 4 bocche di fuoco. Quando ci siamo trovati alla fine dei processi, dove è stata vilipesa, insultata, gli hanno sputato in faccia, gli hanno gridato la sua disonorabilità, ha vissuto da sola, inseguita anche da alcuni sannicandresi che volevano ammazzarla, nonostante avesse un cognome diverso. E l'ultimo incontro che facemmo, lei si avvicinò, mi ringraziò e disse dottore, guardi, io sono felice di un fatto, di avere con me 4 figli che sicuramente non impareranno a sparare, e questa è stata la cosa più bella della mia attività sin qui svolta. Grazie di questa dichiarazione di chi di una testimonianza di lavoro in campo, e continuo brevissimamente la lettura del pezzo che avevo interrotto prima. Al radicamento della mafia di Lucera si risponde con la distanza dello Stato, con l'eliminazione dei presidi di legalità, che incrementa le paure dei cittadini per le minacce criminali, generando un'unica paura diffusa. Una matassa che paralizza, impedendo di vivere. Come non comprendere che la mafia di questi territori non genera una paura della morte, ma quella di vivere? È il rafforzamento di un pregiudizio che ritiene il terrore della mafia così radicato da non poter salvare chi lo subisce passivamente. Il male maggiore della mafia in questa terra è che ci si abitui a questa paura, che essa inizi ad essere considerata parte integrante del nostro paesaggio quotidiano, la mafia sociale, se capisco, modificando le nostre vite e i nostri comportamenti ai quali ben presto ci si adatta, come ci si adatta ad una vita
mutilata. Questo atteggiamento rafforza il pensiero che le attività di contrasto alla mafia non siano in grado di trasformare quella paura in curiosità, che poi è il primo passo per disfarsi della mafia. Prima di dare la parola a Mimmo Seccia dico una considerazione brevissima. Come sentite, il suo raccontare è essenziale, asciutto, diretto, secco, anglosassone, nel modo migliore dell'anglosassismo, diretto, crudo, ma semplice nel modo più alto di ciò che si può intendere per semplicità. Sì, ma due cose, perché la lettura di questo frammento è molto bella, perché evoca il disagio e il torpore che aveva morbato le coscienze in quei territori, che vivevano nella solitudine. E noi abbiamo fatto in modo che la solitudine non diventasse rassegnazione, perché guai quando la solitudine diventa rassegnata. Significa che è la morte civile del cittadino, significa che il cittadino non ha più diritti. Il pericolo lì era, spero che non si facciano passi indietro, perché la perdita di quell'avamposto di giustizia è terribile per quel territorio. Quando l'hanno chiuso la gente piangeva, è stato un attimo di grosso scoramento che ancora vivo con estrema difficoltà. Bisognava superare la fase per cui la mafia fosse nella esegesi, perché purtroppo nella lotta alla mafia non si è vissuto di fatti, ma si è vissuto di esegesi, quasi come i sacchi vuoti di Pirandello in una delle sue più belle novelle, quasi come se applicassimo il credito nietzschiano, per cui valgono le interpretazioni, non valgono i fatti. Questo per anni è stata la tesi negazionista di questa mafia, è stato quello di negare l'esistenza, come se quello di subire la malattia, ma di negarla al tempo stesso, una sorta di agnosoresia moderna che ha turbato le coscienze di quel luogo e che vivevano la mafia come una anche, come una indefettibile necessità, perché il tempo così andava e non bisognava fermarlo. Questi passi sono stati necessari, le coscienze, c'è stato un grosso risveglio, i percorsi che abbiamo effettuato nelle scuole sono state bellissimi. Io ricordo la felicità e la gioia dei docenti alla fine dei nostri incontri, sono stati momenti bellissimi. Il libro è stato adottato come libro da leggere nelle scuole. Questo è stato il più grosso successo che possa aver avuto un libro. Perché si scrive un libro? Un libro si scrive perché questo vascello malandato di questa società attuale possa, anche nella tempesta, anche in un mare procelloso, aprire qualche vela per arrivare poi al suo porto. Grazie. Qui ci troviamo all'interno di un incontro dell'Associazione per la Costituzione di San Daniele del Friuli, e l'impegno di questa associazione è di difendere, richiamare, diffondere la conoscenza della Costituzione e anche riflettere sulla Costituzione. Dunque, io mi permetterò di farle un paio di domande anche un po' eccessive forse. Dunque, dice l'articolo 104 del titolo quarto: la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. E su questo ci sono attacchi, ci sono critiche e così via, ma da Montesquieu in qua almeno la divisione dei poteri e l'indipendenza della magistratura è un must, è un valore. Ed è un valore, come qualche vicenda anche recente vale anche nei confronti degli stessi magistrati o comunque personaggi coinvolti in episodi
su cui la magistratura indaga. Ma la mia domanda non mirava tanto a questo, mirava a dire: lei pensa che la divisione dei poteri di origine settecentesca e ottocentesca comunque sia ancora efficace fino in fondo? O meglio, se è efficace l'autonomia se sì, in che misura è efficace e valida l'autonomia della magistratura? Ma se è sua competenza esprimersi, in che misura è efficace ancora la divisione tra esecutivo e legislativo? Non tanto per un discorso sulla organizzazione, come si può dire, dello Statuto della Repubblica, quanto per gli effetti sulla magistratura, perché a me pare, e qui mi esprimo la mia opinione, è che non sia una condizione dovuta alle frammentazioni dei partiti o alle problematiche personali il fatto che il Parlamento in Italia non riesce a decidere nulla o molto poco, ma che forse questo problema va affrontato a radice. Negli ultimi decenni, qualunque fosse il governo, la gran parte delle leggi sono state decreti legge approvati poi dal Parlamento in fase attuativa, con qualche effetto positivo, negativo sull'assetto della magistratura. Ha qualcosa da dire su questo? Immagino di sì. Io ho difficoltà a parlare di queste cose. Immagino, sono magistrato, l'ho portata sul terreno. devo attuare la legge, perché dicevo stamattina ai ragazzi, dicevo che il principio di legalità è un principio fondamentale del nostro Stato, proprio perché l'articolo 54 impegna tutti, quindi anche me soprattutto, ad osservare la fedeltà alla legge ed alla Costituzione. Noi dimentichiamo molto spesso l'articolo 54, dovremmo evocarlo quotidianamente per avere la saldezza del principio che viene rappresentato in questa norma. Io dico che, ripeto, ho difficoltà a parlare di queste cose, però posso dire qualcosa, nel senso che credo che questi ultimi tempi, mai come adesso, stiano sancendo la dissociazione della coscienza dalla legge. Credo che stiamo vivendo dei tempi dove c'è una progressione nella negatività che è sconcertante, in cui la coscienza sia veramente orfana della legge, quasi come se fosse una pelle senza corpo. Platone diceva nelle sue opere che è la legge a rappresentare la coscienza, perché la coscienza che cos'è? La coscienza è quella che rappresenta i bisogni dei cittadini, e lì fondava l'essenza della sua democrazia. E qui vengo al punto, cioè, se noi abbiamo i tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, è perché lì sta l'essenza della democrazia, nell'autonomia e anche al tempo stesso nel controllo reciproco che fa un potere nei confronti dell'altro. Anche se io mi piace di più parlare dell'attività giudiziaria come una funzione giudiziaria, non come un potere. La funzione è quella che serve ai cittadini, il potere è quello che può anche non servire ai cittadini. Quindi l'essenza della legge è la legge che impersona, che identifica la coscienza. Se c'è un iato, una crasi tra la coscienza e la legge, assistiamo a delle antinomie che portano alla incomprensione delle leggi, alla pelle senza corpo, come diceva Calamandrei, come se avessimo appaltato, come se queste leggi, che sono incomprensibili,
fatte male, che non rispecchiano i bisogni del cittadino. La legge di revisione dei tribunali per me rappresenta fedelmente questo fatto, ma anche le leggi di stabilità che inoculano solo tasse che non interpretano i bisogni dei cittadini rappresentano sicuramente un fatto che sta a rappresentare la gravità di questa scissione, quasi come se queste leggi abbiano appaltato all'esterno, abbiano esterno coscienza, lo abbiano estruso dalla propria comprensione. Ma dove andiamo? Chiediamoci perché accade questo? Perché questo genera una forte crisi della democrazia e genera quello che diceva il preside, sicuramente una comprensione negativa della equidistanza dei cosiddetti poteri e della funzione giudiziaria, che crea disorientamento nel cittadino, che quindi fa abbassare le difese della stessa democrazia e provoca e genera quasi come se fosse una filiera negativa e patologica anch'essa, una dismissione dei diritti del cittadino. Oggi il cittadino è sempre meno cittadino, perché gode di diritti che sono estremamente limitati e che non riesce a far valere, anche perché non sono identificati. Perché questo Stato, così facendo, nella coscienza orfana della legge, non li riconosce. E andremo sempre peggio. Io penso che qui poi allineano e possono crescere in queste sacche i fenomeni patologici e regressivi, come anche quelli della criminalità organizzata, che sono sempre dietro le porte, perché sono facilitativi di certi discorsi, che arricchiscono soltanto chi deve arricchire. Io penso che questo punto debba essere oggi fortemente meditato, per questo c'è bisogno che i diritti del cittadino siano fortemente rivendicati, che ci facciamo veramente portatori giornalmente, quotidianamente, di due valori fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Uno è quello dell'uguaglianza, che non dobbiamo mai dimenticare, perché la lezione che ci viene da quel principio che ha creato la modernità, che ha creato lo Stato moderno, che viene dalla rivoluzione francese, sia impiantato nella nostra coscienza ogni giorno, perché questo detto è il detto che deve campeggiare nella nostra coscienza e nel nostro cuore giornalmente, come anche quello dell'articolo 3 che parla di dignità, concetto che abbiamo dismesso, che non ci viene nemmeno più riconosciuto. Ma attenzione, perché la nostra Carta Costituzionale è unica in questo, ed è bellissima, non ci parla di dignità individuale soltanto, parla di dignità sociale, e questo Stato non riconosce più la dignità sociale, perché se è vero che nella legge di stabilità abbatte sempre di più il riconoscimento dei diritti di chi soffre, i disabili non hanno più attenzione in questo Stato, gli emarginati non hanno più cittadinanza in questo Stato, i poveri diventano sempre più poveri, creando una disuguaglianza civile che porterà danni immensi che sconteranno le nostre future generazioni. Nel ricordare che il primo volume che ha pubblicato, di cui comunque io sono a conoscenza, si chiama La mafia innominabile, dove, se ho capito bene, si intendeva dire che tutti negavano che la mafia esistesse, la mafia garganica, cioè innominabile, mafia, faida, lotta tra pastori, baruffe di confinanti, mafia non esiste, innominabile. E che questo esordio un paio di anni fa ha portato alla luce questa vicenda della mafia garganica e questo importante, modesto ma grande servitore dello Stato che abbiamo qui questa sera, che non ho visto mai in TV. Io guardo la TV e quindi non è che non l'ho visto perché non passa in TV, e non passa in TV certamente perché, o sui media certamente perché ci sono altre mafie mediaticamente più importanti,
ma anche perché ha ritenuto che non fosse questo il mezzo più efficace e che il mezzo più efficace che purtroppo gli è stato sottratto a lui e alla sua squadra, perché l'altro elemento è che vince la squadra, non è il singolo. Certo che ci occorre un singolo che apre la strada e che si assume le responsabilità di chi conduce, ma è la squadra che vince, e questa squadra qui viene dispersa a causa della rimozione del punto di riferimento del presidio territoriale. Ma l'ultima domanda che io volevo farle era questa, che non c'entra poi molto con i discorsi di questa sera, ma che è un po' una considerazione personale, e siccome siamo qui tra appassionati, tra attenti a quello che avviene nel mondo della società e della giurisdizione, dice la Costituzione che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso e che i magistrati si distinguono tra loro, 2 articoli successivi, soltanto per diversità di funzione. Non credo di chiederle qualche cosa di, come si può dire, di intrigante se le chiedo di spiegare le ragioni a favore e le ragioni contro la differenziazione delle carriere dei magistrati. È un discorso troppo tecnico? Sì. Proviamo a farlo. Proviamo a farlo. Sì, vabbè, noi abbiamo una carriera particolare, nel senso che noi entriamo in magistratura per concorso, è un concorso molto selettivo. Sono prove, io ho fatto anche parte della commissione per la nomina dei nuovi giudici, circa 5 anni fa entrai a far parte di questa commissione, un concorso molto selettivo, molto lungo. Però una volta entrati si aprono delle strade, nel senso che c'è la possibilità di entrare come giudice o come pubblici ministeri, secondo le aspettative, secondo le aspirazioni che devono essere naturalmente riscontrate attraverso delle relazioni che i capi dell'ufficio o i giudici affidatari fanno del soggetto che sta per essere introdotto in magistratura. Poi c'è una carriera che è sottoposta a continue valutazioni. Io ne avrò passate 9 o 10, perché noi siamo valutati ogni 2 anni, ogni 4 anni passiamo di grado. Abbiamo la peculiarità che la nostra retribuzione è legata alle fasce di anzianità, nel senso che non è detto che un procuratore prenda necessariamente più di un sostituto, anzi non accade questo. Non pensiate che un sostituto, che un procuratore che raggiunge la dirigenza giudiziaria, che non è facile in questi tempi, prenda più degli altri, nonostante le responsabilità che hanno. È un criterio particolare per cui noi ogni 4 anni entriamo in valutazione economica e retributiva fino a raggiungere la 7ª soglia. Quando raggiungiamo la 7ª soglia è l'apice della nostra carriera, per cui prendiamo la retribuzione che è correlata alla fascia che ti viene riconosciuta. Per cui se un procuratore di 7ª fascia, un sostituto procuratore di 7ª fascia, prendiamo lo stesso stipendio. Così è. Noi l'accettiamo di buon grado, perché questa è la legge, ma c'è qualcosa che non va in questo sistema, ma non ci interessa, perché questo è un lavoro splendido, un lavoro che io amo tanto, che io ho voluto essere magistrato. Sin da quando facevo il liceo classico avevo questa passione, perché ritengo che parlare dei diritti e parlare soprattutto della tutela dei diritti sia una delle scelte che il cittadino ha ed affronta ogni giorno. Ho detto cittadino, non ho detto chi deve farle queste scelte, perché il cittadino le fa ogni giorno, perché il cittadino le fa perché le sente sulla propria pelle, perché credo che la tutela dei diritti sia il campo, il territorio ed
terreno su cui giochiamo il nostro avvenire, soprattutto l'avvenire dei nostri figli. Se ci sono domande, Niente, io. Lei ha parlato di omertà, molte volte è riuscito a vincere la resistenza delle persone e ha ottenuto il valido contributo di collaboratori. Le chiedo, oltre all'omertà, anche i segreti, il silenzio, i segreti di Stato sono forme contrarie alla legalità? Grazie. Noi abbiamo ottenuto la collaborazione della gente elevando il livello di attività investigativa. Cioè, se tu scopri chi è l'autore dell'omicidio attraverso un lavoro investigativo notevole e inchiodi il mafioso alle sue responsabilità, puoi avere buone chance di avere collaborazione. La collaborazione non l'hai se non la cerchi, ma la devi ottenere. Con un livello qualitativo enorme, devi fare un salto dall'attività investigativa, non ti devi adagiare su indagini che sono caratterizzate da primitività, scusate il termine, rozzezza nell'ambito del proprio svolgimento. La devi curare, ti devi leggere le intercettazioni ogni mattina, non devi fare in modo che si intercetti e poi a babbo morto te le vai a leggere, non è possibile avere questo, per tanti anni si è fatto così. Quindi occorreva un percorso investigativo maggiore, un impegno notevole, confrontarsi giudiziariamente con queste cose non è facile, perché sono ambienti segretissimi, dove penetri facilmente, dove è anche difficile mettere la microspira. È difficilissimo, perché oramai si sono abituati a bonificare i loro ambienti. Cioè, anche loro creano gli anticorpi all'aggressione dello Stato, concrediati. Anche loro si evolvono. Loro usano molto spesso telefoni satellitari, che sono quasi sempre inintercettabili e ci creano problemi. Quindi c'è questo aspetto. Il segreto è invece una cosa un po' diversa, perché il segreto viene riconosciuto dalla nostra legislazione. Il segreto di Stato esiste. E anche il segreto di ufficio per alcune categorie lo possono opporre, come quella del medico, come quella dello psicologo, come tante categorie che sono soggette ai limiti del segreto investigativo, che è per tutelare alcuni segreti che nella concezione e nel rango di oggettività degli interessi che va a tutelare lo Stato è maggiore certe volte della stessa caccia al mafioso. Il segreto di Stato è maggiore nella considerazione del nostro legislatore e della considerazione della lotta alla mafia, perché è inviolabile, se non con un'espressa autorizzazione da parte degli organi statuali, soltanto da parte del Presidente del Consiglio. Quindi siamo ai massimi vertici della rappresentatività dell'esecutivo nell'ambito italiano, perché ci sono certe cose che non possono essere rivelate, anche se scelte come quella di apporlo per il caso Abu Omar se la potevano risparmiare. Anche lì c'è stata la coscienza che ha avuto la disaffezione nei confronti dei provvedimenti legislativi, no? Anche per la strage di Piazza Fontana c'è stato opposto il segreto investigativo, anche lì la società civile si è ribellata, perché qualcuno non ha capito che andava tolto il segreto per agevolare l'attività investigativa. Ma la nostra vita giudiziaria è quella che legge il cittadino, a cui partecipa il cittadino e viva di questi momenti, in cui l'interesse generale dello Stato, a volte incomprensibile, si scontra con quello della investigazione giudiziaria. È spento. Se non ci sono altre domande, io ringrazio la parrocchia che ci ospita, ringrazio l'amministrazione comunale, adesso chiamerò il signor sindaco professor Menis per un piccolo presente al dottor Seccia, ringrazio la Banca di Credito Cooperativo e la Fondazione Krupp che ci sono sempre vicini, e ricordo a tutti prima di uscire che hanno la possibilità di acquistare l'ultimo libro
del dottor Seccia, La mafia sociale, e ricordo a tutti, dopo aver fatto gli auguri di Natale, che ci rivedremo ancora il 24 di gennaio con il dottor Vincenzo Russo. Grazie. E Pronto? ecco, insomma, voi. Dottor Seccia, grazie per questa stupenda serata. Noi siamo una comunità fortunata perché abbiamo l'Associazione per la Costituzione che ci fa conoscere ogni anno delle persone stupende come lei. È stato veramente interessante conoscere alcuni aspetti del suo lavoro. Però dobbiamo essere grati a quanti come lei difendono lo Stato ogni giorno e hanno la serenità anche di criticarlo per questo, perché sono estremamente fedeli allo Stato, ma così possono dire anche quello che non va e quello che non funziona. Grazie. Le lascio un libro di questa, la storia di questa comunità, una storia ricca di autonomia, dello statuto, proprio della cultura, delle tradizioni, e siamo felici di donarlo a lei. Grazie.